Presidente Giustiniani, questa sera avete dato un'iniezione di ottimismo a tutti gli imprenditori dell'Alta Marca Trevigiana. Questo territorio può ripartire dal turismo, può ripartire dalla sostenibilità, può ripartire dalla bellezza. Assolutamente sì, assolutamente di parte. Noi siamo pronti, siamo ai blocchi di partenza, abbiamo tutte le carte in regola affinché ci sia una ripresa e penso anche una ripresa rapida. L'unica incertezza che abbiamo è quando. Noi speriamo che si vaccini presto, che si vaccini tutti in modo tale che si possa iniziare a riprendere quelle che sono le nostre attività. Quindi anche il turismo potrà essere al centro di questa ripresa, enogastronomia, alimentare in generale, turismo e la nostra capacità di fare impresa, la capacità di fare impresa dei trevigiani. L'imprenditore, e penso che l'imprenditore di questo territorio abbia dimostrato negli anni una grande capacità camaleontica di cambiare le attività che ha e di riuscire a esprimere quello che sono delle attività che sono necessarie per quello che può essere, diciamo, le esigenze del mercato. Per cui anche qui penso che fortunatamente abbiamo anche, che ci aiuta proprio un territorio molto molto bello, ma abbiamo anche la fortuna di avere dei prodotti che ci aiuteranno su quello che è una spinta importantissima di portare qui, e ricordo anche che una definizione della provincia di Treviso è il giardino di Venezia, una parte di quei visitatori che ogni anno vengono a visitare Venezia e che torneranno a visitarli in questa parte del Trevigiano, nell'Alta Marca, nelle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Secondo appuntamento di un percorso che mi sembra stia convincendo l'Alta Marca Trevigiana. Siete rimasti contenti anche di questo secondo appuntamento? Ma per noi è importante in questo particolare periodo richiamare tutti a una responsabilità, un'attenzione sui nostri temi, anche sul nostro futuro e su tutto quello che può essere anche di ispirazione non solo per le imprese ma per noi cittadini, che dobbiamo ricordarci da un anno siamo cittadini di un patrimonio riconosciuto dall'umanità e quindi siamo chiamati a viverlo in maniera completamente diversa rispetto a prima. Due incontri organizzati da Rotary Club Conegliano, un primo bilancio, l'economia sicuramente è al centro, prima Conegliano, adesso delle imprese trevigiane. Qual è stata la sua visione? Quando abbiamo ideato questo percorso avevamo esattamente in mente questo tipo di percorso, cioè l'idea di partire dal territorio, di discutere delle sue capacità di resistenza e di ripartenza e ovviamente analizzando i fulcri principali. Sul dibattito di Conegliano abbiamo visto quanto ancora ci sia da esprimere, ci siano delle potenzialità che il territorio vuole portare avanti e che hanno bisogno di essere coagulate. Stasera credo che con dovizia di particolari, con grande efficacia e capacità di sintesi tipica di chi fa impresa, si siano toccati diversi punti che poi realmente devono incidere sulla ripresa di questo territorio. Quindi sono estremamente soddisfatto e credo che le iniziative che stiamo portando avanti siano un modo magari moderno, al passo coi tempi, ma di fare Rotary.